Per la prima volta una zona rossa viene istituita all'esterno di un centro commerciale. Dopo quartieri sensibili, sottopassi, stazioni ferroviarie e terminal degli autobus, anche l'area perimetrale della nave De Vero a Marghera è da ieri oggetto di un controllo rafforzato da parte delle forze dell'ordine. La decisione è stata firmata dal prefetto Darcopellos, che ha motivato la misura come necessaria per prevenire comportamenti che possono turbare l'ordine pubblico e la convivenza civile e per consentire la fruizione in sicurezza della struttura commerciale. La zona rossa sarà in vigore in via provvisoria fino al 6 aprile. È una zona rossa a funzione dissuasiva, ha spiegato il prefetto, frutto di una sperimentazione condotta in accordo con le forze di polizia e il comune, a seguito di segnalazioni da parte di diversi esercenti. È un approccio flessibile, a geometria variabile, che ci consente di intervenire dove necessario, seguendo le indicazioni del Ministero dell'Interno. Soddisfatto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Questo è un segnale forte per individuare situazioni problematiche e coinvolgere la scuola e gli enti educativi. I ragazzi vanno responsabilizzati fin da piccoli, non per punire, ma per educare. La zona rossa ha un obiettivo di controllo e prevenzione, serve a far capire che certi comportamenti non devono più ripetersi. All'American Followers Food nel lungomare Adriatico di Sottomarina sabato 5 aprile sarà serata karaoke e musica by Diego. Menù libero sabato 5 aprile American Followers Food lungomare Adriatico 76 Sottomarina di Chioggia, Venezia. Per info e prenotazioni 351 914 0425. American Followers Food sabato 5 aprile menù libero.